David Yashu, con il 7 Dembambele, con il 8 Benito Agnelli, con il 9 Federico Dolfo, con il 10 Sao Castiglione, con il numero 11 Alessio Orazio Cannavò, a disposizione Gabriele Bernardini, sempre in camicia, Francesco Tempesta, Davide Ranno, Francesco Inizia il Graziano, periodo più bello dell'anno dove si può coronare una stagione oppure buttare tutto, amici di Sportissimi. Ciao da Salvo Girati, benvenuti al Roberto Sorrentino e Accademia Trapani Camarat, semifinale playoff del girone A di promozione siciliana. Si doveva giocare a Camarata, ma l'Accademia ha riottenuto di recente 3 punti conquistati sul campo contro l'Iccarense. Era stata segnalata una gestione sbagliata dei cambi per il rispetto delle regole riguardo ai ragazzi juniores, non è stato così, quindi Accademia terza a 47, i stessi punti del Camarat, in ritiro nel trapanese già da ieri per cavalcare il sogno, considerando che l'anno scorso gli agrigentini erano retrocessi sul campo in prima categoria. Le due formazioni, Accademia Trapani in maglia bianco-blu e pantaloncini rossi, il 4-3-3 di Alberto Amoroso, Francesco Mistretta in porta, in difesa da destra verso sinistra Cammareri, Giargiù, Marrone e Iannazzo, a centrocampo Bie, Secum e Agnello, in attacco Cannavò, Nolfo e Castiglione. A disposizione ci sono Bernardini per quanto riguarda la porta, poi in camicia tempesta Ranno, Graziano che torna dopo più di 3 mesi disponibile, Trapani, Francesco Barraco, Nieto e Siamanà. Il Camarat risponde con il 3-4-3 di Francesco Fanara in maglia bianco-azzurra e pantaloncini bianchi, Francesco Schifano in porta, in difesa Pennino, Salvatore Schifano e Scrudato, a centrocampo Serio, Munì, Muratore e Piraneo. In attacco il tridente composto da Vaccaro, Martica e Panepinto. A disposizione Catanzaro per quanto riguarda la porta, lo stesso Fanara, ricordiamo che lui è allenatore e sia giocatore, poi Bamba, Iuf, Federico, Nicola Schifano, lo sardo e Cancemi. L'arbitro della partita è Simon Pietro Lamalfa di Palermo, assistito da Giuseppe Corona e Luigi Ditta, entrambi della sezione di Marsala. Come sentite c'è una grande atmosfera qui a Trapani per questa semifinale playoff. In contemporanea si giocherà Fulgatore e San Vitolo Capo. Nel girone A si giocano entrambe le semifinali perché i punti di distacco tra queste 4 squadre lo hanno consentito, a differenza del girone B in cui l'Aspra ha avuto l'accesso diretto alla finale. Stessa situazione nel girone D con l'Atletico 1994. Anche nel girone C tanto equilibrio oggi qui al Sorrentino per raccontarvi questo match che si è giocato di recente. Ha vinto l'Accademia 3-0, all'andata finì 1-0 per il Camarat. Vedremo chi avrà la meglio. Allora tutti comodi, inizia Accademia Trapani Camarat. Li sentite i tifosi del Camarat che sono arrivati fino a qui dalla provincia di Agrigento, pallone messo in mezzo, almeno questo era il tentativo da parte di Giuseppe Marchica. Subito un calcio d'angolo per la squadra di Francesco Fanara. Tutti dentro, si chiama lo schema, pallone basso sul primo, lo stesso Marchica ha provato a colpire ma nulla da fare. Allora si ritorna dietro da Samuele Serio, preferito a Cancemi. Nell'ultima ora era stato designato Cancemi come titolare. Scelta diversa sulla fascia di destra per il Camarat. Ha fatto tanto turnover nell'ultima sfida di campionato Fanara, vinta 6-1 contro l'Iccarense. Infatti sono 4 le novità di formazione, non sono altro però che giocatori che sono stati titolari nella maggior parte della stagione, come per esempio Andrea Scrudato, qui un po' meno dato che si è fermato nella parte centrale della stagione. Per il resto parliamo di Munì, Muratore e soprattutto Salvatore Vaccaro, il bomber del girone A. È una sfida nella sfida perché dall'altro lato c'è Federico Nolfo che è arrivato secondo nella classifica marcatori. Vedremo un po' oggi chi la spunterà. Amorosi invece ha cambiato 2 uomini, ovvero il ritorno di Cammareri
sulla fascia di destra, ed è stata una notizia un po' vederlo in panchina nel 3-1 contro l'Albalcamo. È tornato anche dal primo minuto Dembabie, mezzo al campo. Ovviamente non soltanto i tifosi del Camarat nella gradinata a cielo aperto del Roberto Sorrentino si fanno sentire, soprattutto i ragazzi, i bambini del settore giovanile dell'Accademia Trapani, squadra che segue un sogno. Questa è appena la seconda stagione con una prima squadra nel giro dei campionati dilettantistici siciliani e addirittura sogna l'eccellenza. L'anno scorso l'approdo in prima categoria, rilevando il titolo del Borgoccia, la vittoria ai playoff assieme al Villarosa nel triangolare finale. Quest'anno la strada è rappresentata dai playoff di promozione che prevedono le due semifinali. Come abbiamo detto, in contemporanea si sta giocando Fulgatore San Vitolo Capo. Le due vincenti si affronteranno nella finale di girone e poi ci saranno altre due sfide che vedranno contrapporsi le vincenti dei playoff di tutti e 4 gironi. Ci sarà la sfida tra la vincente dei playoff del girone A contro la vincente dei playoff del girone B, e poi sfida tra vincente del girone C per quanto riguarda sempre playoff e la vincente dei playoff del girone D. Questo è un po' il programma, il quadro, il punto della situazione per questa post-season del girone A. Ha trionfato la Folgore Castelvetrano all'ultima giornata, 50 punti. Secondo il Fulgatore, terza l'Accademia Trapani, quarto il Camarat, quinto il San Vitolo Capo. Grande servizio qui di Castiglione, non c'è nessun modo di avanzare per l'Accademia Trapani. È stato fischiato un fallo in attacco con Pennino che ha modo di battere la punizione. Camarat che, come dicevamo l'anno scorso, si è trovato a perdere il play-out sempre in promozione contro la Super Giovane Castelbuono. Finì 2-1 quella partita, in quella retrocessione in prima categoria dopo tantissimi anni. Il ripescaggio ha salvato un po' questa situazione. Adesso la squadra quest'anno allenata da Fanara si ritrova a giocarsi il ritorno in eccellenza che ormai manca da un po'. Si gioca tanto in mezzo al campo, di prima l'Accademia ci prova, attaccato Pennino, arriva anche la pressione di Dembabie, Castiglione gira tutto, il pallone arriva dall'altro lato, controllato da Cannavò, la risposta di Francesco Schifano, il calcio d'angolo, prima occasione del match con Saul Castiglione, trovato perfettamente Cannavò, ha respinto uno dei tre fratelli Schifano, Francesco in porta, classe 2004, colpo di testa fuori, ancora Cannavò a sfiorare il vantaggio dell'Accademia, sempre con Alessio Cannavò. Doppia chance, entrambe con Cannavò, che si è fatto trovare molto bene all'interno dell'area di rigore, non ha trovato però la porta, perché è arrivato la scorsa estate dal Fulgatore con cui ha centrato la promozione nel 2020, che fu un obiettivo di mercato anche la scorsa stagione. Non a caso
è il secondo miglior marcatore dell'Accademia Trapani, dietro a Federico Nolfo, che oggi si segna, va a 30 reti complessive con questa maglia. Altro anticipo utile, il passaggio però non è efficace per le punte. Panepinto tenta anche lui il tocco, pallone di Nolfo, arriva a disturbarlo Panepinto. Castiglione, Cammareri vicino alla bandierina del calcio d'angolo, non stacca nessuno, pallone preso lì, Bie, la piazza, pallone dentro, il gol dell'Accademia Trapani, Demba Bie che si è fatto trovare pronto e c'è il vantaggio dei trapanesi con Bie 1-0 al Sorrentino. Stadio in festa per il gol di Demba Bie, il primo della sua stagione. Tanti abbracci per il classe 2000 Demba Bie, arrivato lui dal Valderice in prima categoria. Ha accumulato diversi minuti giocati lungo il corso di questa stagione, si è trovato davanti il pallone e lo ha messo dentro. 1-0 Accademia Trapani con Bie. Piraneo gira da Muni, prova a reagire il Camarat, Serio in scivolata, la chiusura, il fallo laterale. L'opera di Ignazio Agnello, tacco di Vaccaro, ancora Bie, riesce a passarla, pallone calciato potentissimo dall'altro lato, impossibile da prendere per Saul Castiglione. Vuole sbrigarsi Pennino, altrettanto Salvatore Piraneo che oggi compie gli anni, un altro dei interni della squadra di Fanara. 22 anni per Salvatore Piraneo. Panepinto potrebbe piazzarla, viene fermato all'ultimo perché il pallone si era sistemato abbastanza bene. Bie recupera, Castiglione, ritmi veramente alti in questi primi 10. L'arbitro ferma il gioco, c'è un giocatore a terra. La battuta della punizione da parte di Secum, pallone troppo lungo, lo controlla sull'affondo Francesco Schifano, Salvatore Schifano, il pallone per Pennino, serve Cammareri, l'appoggio di Secum, Bie, ancora Cammareri, Castiglione di prima, fallo da parte di Pennino, c'è subito il cartellino giallo estratto dall'arbitro, punizione Accademia. Il Camarat non deve eccedere in questi nervosismi se vuole controllare la partita, anche perché siamo agli albori del match, ne sono passati soltanto 11, siamo nel corso del 12°. Posizione interessante, c'è Najib Secum, altro arrivo a stagione in corso, più di 400 presenze in Serie D, esperienza da vendere, è arrivato dalla Mazzarese in eccellenza.
arrivato quel periodo assieme a Davide Testa, che però oggi è indisponibile. Parte Sekum direttamente verso la porta, pallone che sorvola di un po' la traversa. Il rinvio affidato a Francesco Schifano. Schifano attacca subito Nolfo. Schifano si sbriga a rilanciare profondo. Tocco di prima da parte di Samuele Serio. L'anticipo da parte di Giorgio in fallo laterale. Rimessa per il Camerad. Il tocco di Vaccaro. Può andare avanti, no più. Rispedisce Muni verso l'interno dell'area. Saltano in tre alla meglio il Camerad con Muratore. Pallone girato da Serio. Cross. Si cerca una deviazione vincente. Spazza l'Accademia. Il pallone ritorna però nella testa di Salvatore Schifano. Saul Castiglione. Dolfo si gira. Tante maglie bianco-azzurre. Tutto viene controllato da Andrea Scrudato, perché è un giocatore storico del Camerad, soprannominato Ballack, tornato questa stagione dopo 7 anni. Questa è la sua 8ª complessiva a Camerata, la prima tra l'altro in promozione. Ha giocato a Camerata dal 2006 al 2010, anno in cui ha segnato il primo e unico gol del Camerata fuori la Sicilia, quello nel playoff nazionale di eccellenza contro il Real Isernia. In totale più di 150 presenze con la maglia del Camerata. Vaccaro prova ad accentrarsi, calcio d'angolo. Chiamato lo schema, pallone dentro, colpo di testa a levar via, non la prende Castiglione, c'è Panepinto. Panepinto cade giù, calcio di punizione conquistato dalla classe 83, altra iconissima di questa squadra. Cercano di farsi sentire i tifosi del Camerad, arrivati qui con il pullman organizzato dalla società. Assieme a tutti gli striscioni del caso per supportare la squadra di Fanara, che adesso ci vuole provare con Salvatore Piranio. Pallone messo dentro e semistretta, la prende Vie, forse con il braccio, caduta giù. C'è calcio di punizione dal limite conquistata da Marchica. Tutti a circondare l'arbitro, forse si vuole un calcio di rigore data la vicinanza. Nella zona di campo Schifano si ci vuole il volo a porta. cerca di dialogare Sekum. Il calcio di punizione importantissimo, seppur da posizione centrale, conquistato da Giuseppe Marchica.
entrare in campo per l'altro giocatore coinvolto nel contrasto. Senti, tira tu, Non c'è stato, Totò. adesso sì, il cartellino per l'autore del gol, Dembabie. Aveva commesso comunque il fallo. Allora vedremo un po', come se fosse un calcio di rigore calciato da più lontano. Totò. Vedremo un po' chi andrà di potenza. C'è Panepinto con il destro, in zona anche Vaccaro. Totò. Quando è calcia anche in modo. Anche Muratore insieme ai due. Barriera foltissima quella dell'Accademia a 5, finita di sistemare adesso da Mistretta. Si va, Vaccaro potente, trova l'angolo, Salvatore Vaccaro, il bomber del girone, che fa impazzire i propri tifosi, pareggia il Camarat, 1-1 con Vaccaro. Lui che è tornato dalla squalifica per diffida la rete di Salvatore Vaccaro con dedica speciale. 1-1, tutto in parità. L'esultanza con Francesco Fanara. Gol numero 21 della propria stagione. L'Accademia risponde subito con il tiro da parte di Iannazio, la presa di Francesco Schifano. Ci stiamo divertendo, già 1-1 in 20 minuti per questo playoff accesissimo tra Accademia e Camarat. Nolfo a sportillate con gli avversari, fallo. La battuta di Secum per Francesco Schifano. Passaggio rischioso perché è centrale per Muni che si libera di Indie. Lancio lungo, Jarju appoggia da Iannazzo. L'anticipo di Marchica, recupera palla il Camarat. Marchica, guarda chi si va ad inserire dalle retrovie. Pallone di Piranio, viene chiesto il tiro dalla panchina. Respinto però poi da Secum. Fermato con periodo di zoppicamento per Marchica. L'Accademia riparte, sventagliata, a rischiare tanto Pennino. Lancio lungo, Panepinto, posizione regolare, a puntare Cammareri. Panepinto fino in fondo, cross col sinistro, la prende Marrone e ancora di Panepinto che lascia tutto dietro a Piranio, pallone spazzato fuori. Ci crede il Camarat, ha preso fiducia dopo il gol. E infatti c'è più rumore dalla tribuna. Panepinto riesce con il cross, la va a prendere l'Accademia, pallone perso subito, fase incerta, Salvatore Schifano gira a destra, il vento però non lo aiuta a trovare Serio.
rimessa Accademia. Accademia che qui al Sorrentino è imbattuta da più di 5 mesi. 8 risultati utili consecutivi, e questa è la striscia conquistata tra le mura amiche dalla squadra di Amoroso. 6 vittorie e 2 pareggi. Ultimo KO il 3-0 subito per mano del San Vito al Capo alla 7ª giornata della regular season. Parliamo del 23 ottobre. Vedremo un po' come andrà a finire. Fallo e altra punizione per l'Accademia. Si è rialzato Ignazio Agnello. Pronto a battere Secum. Barriera a 3 per il Camarat. Secum verso la porta, si butta Francesco Schifano. Iannazzo a battere la rimessa verso il centro dell'area, stacca di testa, scrodato, pallone alzato da Ambie, tutto regolare, pallone basso questo per Francesco Schifano. Altro passaggio rischioso, soluzioni centrali per il portiere del Camarat. Marrone spazia di testa a duellare Gaetano Moni. Si insiste in mezzo al campo, Agnello la preserva per Secum. Arriva Marrone, ancora scrodato. Colpo di testa di Agnello, vari prolungamenti a respingere il Camarat. Pallone sul fondo. Torna a pressare l'Accademia Trapani nella metà campo avversaria. Pennino alza Panepinto in direzione Marchica. Altro colpo di testa, Panepinto, Vaccaro la protegge con Secum alle spalle. Moni a pressarlo, Iannazzo, grande recupero, spazio gigante per l'Accademia. La salita di Iannazzo, fermato in maniera regolare da Muratore, si continua a giocare giù scrudato. Questo sì che è fallo fischiato dall'arbitro. La punizione affidata ad Andrea Scrodato dietro per Salvatore Schifano, subito attaccato da Anolfo. Cammarelli di testa in mezzo al campo da Ambie che è libero, gira tutto dalle parti di Cannavò, pallone troppo lungo. Rinvio lungo stavolta per Francesco Schifano. La tocca Anolfo, pallone di Impie,
sombrero tentato ai danni di Salvatore Schifano, colpo di testa di Marchica, appare Pinto a lanciare Vaccaro, Cesar giù, Iannazzo, Agnello arriva subito Serio a recuperare. Il recupero di Seccum, cerca di ripartire l'Accademia, serie di rimpalli, fase incerta, in scivolata Ambie, non c'è nessuno però, Cammareri, rimpallo vincente per Castiglione che punta gli avversari, sale Cammareri, cross passo in mezzo, anticipo, Nolfo è lì, Salvatore Schifano spazia in calcio d'angolo, occasione grossa per l'Accademia. Era a terra Nolfo, che ha cercato in qualche modo il tiro, ci ha pensato Schifano a buttarla con violenza fuori. Seccum dalla bandierina, primo palo, pallone che passa oltre la traversa, occasionissima per Jargiu, che è salito dalla difesa e ha sfiorato il gol del 2-1. Che occasione per l'Accademia con Lamin Jargiu. Per segnare forse doveva appoggiarla ancora con meno potenza, anche se il tocco è sembrato abbastanza buono per poterla mettere dentro. Marchica lancia Vaccaro verso l'esterno, Vaccaro è buona per buttarla in mezzo, invece no, è uscita. Secondo il guardaline. Girati Cosimo! Girati Cosimo! Girati Vaccaro! Girati! Alzati! Alzati Vaccaro! Alzati! Il rinvio di Mistretta, male. Totò, Vaccaro! Totò! Piglia! E allora scrodato, colpo di testa di Iannazzo, in acrobazia, Cannavò, non c'è però nessuno. Nolfo ha lamentato qualcosa. Salvatore Schifano, profondo, Jargiu contro Marchica, si va in fascia dove la fa scorrere Vaccaro, gli sta addosso Iannazzo, Vaccaro verso l'interno, ancora Iannazzo a pressare il bomber del Camarat, scrodato, spallata, Marchica si libera di Seccum, anche di Iannazzo, è filtrante per Vaccaro, libera tutto Jargiu, fallo laterale, sale la squadra ospite. Marchica di nuovo dietro da Serio, cross non molto profondo, ancora Marchica in rovesciata a metterla dentro, c'è soltanto Iannazzo che a sua volta la spazza. Camarat ricomincia da capo da Francesco Schifano. L'aveva presa di testa Marchica, ma a consegnarla alla difesa dell'Accademia adesso Agnello. Cannavò lascia dietro un po' in ritardo Agnello, Iannazzo, Cannavò, il pressing da parte di Serio, è rimessa. Camarat che invece in trasferta vuole sbloccarsi, ha pareggiato le ultime due
Prima c'è stato il 2-2 di Fulgatore e poi lo 0-0 contro la Folgore Castelvetrano. Ultimo successo nel derbissimo contro il Gemini quasi un mese fa. La 24esima di campionato, 19 marzo. Agnello spedisce da Cannavò, c'è un po' di spazio per salire, Cannavò si ferma contro Scordato che mette il piede, lo ferma in maniera regolare, ancora Cannavò di forza, la vuole sua, poi l'intervento da dietro da parte di Muni e calcio d'angolo, secondo l'arbitro nessuna punizione. Pallone dentro, secondo palo, stava per entrare, stava per fare un gol olimpico Najib Sekoum. Pericolosissima l'Accademia quando ha a disposizione palle inattive, calci piazzati. Diverse volte a centimetri dal gol, soprattutto in questa fase di 1-1 sul parziale. La rimessa di Serio, lunga, Marchica, sponda, non c'è nessuno. Distretta da Sekoum, arriva Marchica, Sekoum in mezzo alle linee, scontro Cammareri e Piranio. A farsi male, occhio perché Piranio ha puntato l'avversario. Occhio alle future provocazioni, non c'è nulla su Nolfo, fuori Cammareri. Pennino, rimessa lunga, adesso il colpo da parte di Castiglione, Nolfo prova a proteggerla, non c'è lavoratore, lanciato in profondità Cannavò, c'è Francesco Schifano, colpo di testa, pallone lento, pallone fuori, brividissimo, nessun fuorigioco, nessun fallo, tutto regolare secondo l'arbitro. Il colpo di testa di Cannavò che lentamente ha sfiorato il palo. Che rischio per Francesco Schifano. Sekoum attaccato tantissimo da Marchica, ottiene la rimessa. Cammareri, appoggio di Bie, recupera Parepinto, spazza fuori. Castiglione, secondo palo a cercare Cannavò, c'è sì il colpo di testa. Il pallone però viene preso da Francesco Schifano. Salvatore Schifano. Cammareri di testa, Sekoum, anticipo provato da Piranio, ci pensa Bie, Cammareri, tutto ok, scrudato in anticipo su Cannavò, liscio di Muni, è stato commesso fallo però.
Marchica, stop col petto, ha fatto la conclusione tanto in diagonale nel secondo palo, era troppo lontano. Muratore gira tutto a cercare Serio, non può salire più di tanto, c'è Iannazzo, infatti c'è il calcio di punizione conquistato dal terzino dell'Accademia. Prolungamento di Agnello, tutto di prima, l'Accademia, Nolfo dietro, Cannavò giù, tutto ok. Pie, pallone che arriva a Camareri, lo salva, sì, arrivando addirittura nella panchina del Camarat. Pallone dentro, calciato da Castiglione, Francesco Schifano. Rinvio stranissimo di Francesco Schifano, anche in questo caso il vento fa la sua parte. Secum gira da Cannavò, Serio, impressione Cannavò, le lancia a cambiare tutto da Castiglione, si deve girare, sale Camareri, Castiglione al cross verso il centro dell'area, colpo di testa provato da Bie, pallone spazzato e ancora vivo. Serio ributta dentro, c'è calcio d'angolo conquistato dall'Accademia. Secum, la palla gira sul fondo, questa qui meno pericolosa rispetto alla precedente in cui ha sfiorato direttamente il gol. Serio! A Totò ti arriva la palla di prima, dai! Mettiamoci davanti all'avversario! Marchica, può salire il Camarat con Muratore, Marchica, arriva Castiglione, fallo, c'è il cartellino giallo per il giocatore del Camarat. L'arbitro non ha avuto dubbi del fallo di Marchica su Castiglione. Terzo giallo del match, dopo quello a Pennino, assieme a quello di Imbie per l'Accademia. Ultimi 5 in questo primo tempo. Siccome in difficoltà, concesso la rimessa al Camarat. Scrudato. Altri metri guadagnati dalla squadra di Fanara con un calcio di punizione. Salgono le torri, pallone in mezzo calciato da Piranio, di testa Iannazzo, si sale ancora. Serio a ricevere Marchica, Iannazzo lo va a chiudere esultando con la rimessa laterale conquistata. Nolfo non la prende, allora Salvatore Schifano. Vaccaro, grande controllo, grande giocata, finisce anche giù, calcio di punizione, fallo di Iannazzo.
Che controllo di Salvatore Vaccaro. L'anno scorso ha giocato sempre in promozione all'Atletico Nissa, quindi fuori la provincia di Agrigento. 12 gol in 21 partite. Già aveva dell'esperienza con la maglia del Camerata, infatti è tornato a vestire questa maglia dopo più di 3 anni. Più di 70 presenze e 20 gol. Piranio calcia lui, mistretta in 2 tempi. Un attimo di brivido dopo il primo impatto con il pallone, perché era rimasta lì, ma ugualmente sott'occhio per il portiere dell'Accademia Trapani. Lanciato, colpo di testa! Come è arrivato questo pallone a Dembabie, che con la 7 sulle spalle esulta come Cristiano Ronaldo. L'Accademia è di nuovo avanti con Dembabie. Bomber di giornata. Lancio chilometrico perfetto per Dembabie ed è 2-1 al Sorrentino. Assurdo. Cosa ha appena inventato l'Accademia Trapani? Gol stupendo di Dembabie, 2-1, mancano 30 secondi alla fine del primo tempo. E adesso serve quel Camerata che aveva risposto al gol del momentaneo 1-0. Pane Pinto sale, se la porta fuori. Nolfo controlla, arriva Pane Pinto, sempre cattivo agonisticamente, ancora Pane Pinto, si prende il calcio di punizione. Arrabbiatissimo Amoroso in panchina Accademia per aver concesso questo fallo. Adesso Piranio alla battuta, 3 in barriera. Piranio morbido in mezzo, esce in stretta. Nessun fallo su Cannavò, che era caduto. Sono 2 minuti di recupero, uno già se n'è andato, manca l'altro. In stretta, lunghissimo Nolfo, controllo contro Salvatore Schifano e fallo. Vuole chiudere in attacco l'Accademia. Secum, solito pallone morbido direttamente a Francesco Schifano, che prova a lanciare subito Muratore. Secum da Camareri. Appoggia Camareri, che va a sfidare Marchica con il sinistro, ma c'è la fine del primo tempo. 2-1 per l'Accademia Trapani, la doppietta di Dembabie, i primi 2 gol della sua stagione. Il secondo abbastanza bello, con un lancio praticamente
dalla difesa dell'Accademia il suo colpo di testa che ha battuto Francesco Schifano. Il momentaneo pareggio era stato di Salvatore Vaccaro, che ha vinto la classifica marcatori nella regular season del girone A di promozione siciliana. Gol direttamente su punizione, trovando l'angolino basso. Poi appunto l'Accademia si è riportata avanti con un gran gol di Demba Bie. Partita bella, accesa, veloce, tanto agonismo. Tra meno di un quarto d'ora, i secondi 45, sempre qui dal Sorrentino. Ci prendiamo una pausa dopo. Amici di Sportisili, appassionati di calcio e di calcio giovanile, bentrovati allo stadio Matranga di Castellammare del Golfo di fronte. Don Carlo Misilmeri e Unitas Sciacca, quarto di finale del campionato regionale Juniores. Poi ancora Mangiaracina, spalla alla porta, prova a girarsi, Mangiaracina, ingresso in area, gran giocata, poi il cross che finisce sul palo, poi altra deviazione, si salva la Don Carlo, ma qui opportunità enorme per il vantaggio dell'Unitas Sciacca. Almeno così è scritto da calendario. Intanto attacca Pecorino sull'out di destra, poi la palla ancora calciata sul primo palo. Questa volta Inici si distende, mette in calcio d'angolo. Pesetti lancia in avanti a cercare Pellegrino, il colpo di testa a mettere fuori sui piedi però di Sino, che controlla e calcia la parata, e poi pallone allontanato dalla difesa dell'Unitas Sciacca. Prima palla gol della Don Carlo. La disputa di questi playoff Juniores, occhio al colpo di testa intanto, e la palla alta, dovrebbe essere stato buon accorso. Attenzione a questa palla per Caracappa che può avanzare. Caracappa ai 20 metri, allarga Pesetti, Pesetti guarda in mezzo, Caracappa non arriva, c'è sul secondo palo Federico Sino, vantaggio Don Carlo, 15 minuti 30 secondi, si sblocca la partita al Matranga, la sblocca uno dei giocatori più attesi, ovvero sia Federico Sino. Poteva vedere, mentre intanto attenzione alla palla per Pellegrino, in posizione regolare, Pellegrino, subito il raddoppio di Pellegrino, le proteste da parte dell'Unitas per una presunta posizione di fuorigioco, direttore di gara che non vuole sentire storie. È il gol del 2-0 per la Don Carlo, con Piero Pellegrino che corre. De Caro evita l'intervento di un avversario e avanza, poi Caracappa quasi scivola sul pallone, per ritrova subito il controllo, serve sulla corsa Virzì, Virzì incrocia la parata, arriva Pellegrino, anticipato sul più bello. Qui rischia Pesetti, Di Spezio mette una toppa, poi calcia addosso un avversario, allora attenzione all'inserimento di Spina, c'è un contatto tutto regolare, anzi no, perché l'arbitro ha fischiato calcio di rigore per l'Unitas Sciacca, decisione particolare. Mangiaracina contro Chinnici, il direttore di gara vuole tutti fuori e ora fischia la battuta di Mangiaracina che spiazza Chinnici, rientra in partita l'Unitas Sciacca con il gol. Trasformazione perfetta di Mangiaracina e 2-1. Con Chinnici che li ha messi tutti in barriera. Una barriera di 11 uomini. C'è il fischio proprio per Mangiaracina. Sul fondo di nulla la conclusione di Mangiaracina. Calciare tutto storto, interviene Vizzì, poi Caracappa, controlla e va. Caracappa inseguito, attende l'arrivo dei compagni, poi cerca ancora di accelerare. Caracappa porta a spasso Baldassano, Caracappa propone il cross, secondo palo, c'è Vizzì, controllo e destro, salvato sulla linea, poi arriva Sino, fermato. La rimessa con le mani verso l'area di rigore, interviene Bonaccorso, poi attenzione al controllo e al destro da parte di Micolis, sopra la traversa, da buona posizione ha colpito. Qui forse è giocato male questo calcio d'angolo dalla Don Carlo, attenzione alla ripartenza proprio di Cusumano che prova a prendere in velocità Di Spezio, Cusumano ingresso in area, Cusumano protegge il primo palo Chinnici, palla in calcio d'angolo, salta due avversari, poi passa al centro, c'è Sino, a spazio Sino, guarda la porta, finta di calciare, ancora Sino al limite dell'area, sempre Sino, spalla alla porta, adesso ha perso l'attimo per calciare. Romano ci prova lui, tiro deviato, c'è Caracappa sul filo!
parte di Samuele Caracappa, che ci ha provato in tutti i modi e ci è riuscito con un gol da opportunista d'area. De Caro fa correre letteralmente a vuoto gli avversari da Don Carlo con questo possesso palla avvolgente. De Caro, palla tesa in mezzo, Virzì! Fuori, il colpo di testa. Sarebbe da dire a 3,5 dalla fine. Speranze che se ne vanno ormai definitivamente. Intanto c'è un cartellino rosso per Mamone, che termina mestamente la sua partita. Gli animi siano un po' caldi. Intanto finisce la partita. Don Carlo Misilmeri batte Unitas Sciacca 3-1. La squadra di Mister Lobue è in semifinale del campionato regionale juniores. Amici sportivi, appassionati di calcio, amici di Sportisili, ben trovati al campo sportivo comunale Giovanni Aloisio di Misilmeri. Si gioca l'incontro tra Don Carlo Misilmeri e Akragas. Mansur punta nonostante il raddoppio, ancora Mansur converge, calcia con il destro, la palla è fuori, ma il primo tentativo è dell'Akragas. Battuta verso l'area di rigore, la sponda aerea, poi riesce Moschella a intervenire sul pallone, avanzare il numero 3, la palla è per Concialdi, 1 contro 1 di Concialdi che sterza, ancora Concialdi raddoppiato, arriva sul fondo, mette in mezzo, poi serie di evasione, arriva D'Angelo in area di rigore, D'Angelo col tiro, ribattuto sul primo palo il tentativo di D'Angelo, cambio di gioco per servire Noto. Baio, palla centrale, Semenzin prova a liberarsi, calcia verso la porta, non la trova, scambia ancora con Lonigro, poi Giuliano verticalizza per Concialdi, avanza Concialdi, De Campo arriva al limite, propone il cross, Balistreri con la girata, palla fuori, il tentativo di Pietro Balistreri, Cerniglia di prima, Concialdi gran palla e allora può avanzare Piero Concialdi. Concialdi prende il centro, il servizio per Balistreri in area, Balistreri al tiro, deviato, reclama un intervento con la mano, palla per Giuliano, palla di nuovo per Concialdi che viene spesso sfruttato dai compagni, pallone dentro per Cerniglia, il tiro cross bloccato da Elezai, ad aggirarlo Mansur, lo porta fuori D'Angelo, ancora la sfida con Mansur che tiene palla, passa al centro su Brunetti, uno sguardo in mezzo, la deviazione e poi il gol di Semenzin per il vantaggio dell'Akragas e dunque sblocca la partita. Gol di Semenzin, 42 minuti 30 secondi l'esultanza del giocatore argentino, prova ad appoggiarsi, poi ritrova il pallone, viene chiuso, basta così per il primo tempo, con la finta di corpo su Caccetta, Giuliano batte lungo, cerca Matera che fa sponda su Balistreri, subito al tiro Balistreri, si distende e Rezai la fa sua, la importa mentre il calciangolo viene battuto subito, Lonigro in mezzo, colpo di testa, Balistreri per la rete dell'1-1 e dunque si sblocca Pietro Balistreri che torna al gol, un gol importantissimo per il centravanti della Don Carlo Misilmeri che dunque torna titolare, torna al gol, il gol dell'1-1 firmato Pietro Balistreri. L'arbitro può passare così, finisce 1-1 tra Don Carlo Misilmeri e Akragas, un punto per parte, discorso rinviato per l'Akragas che domenica può vincere il suo campionato, Don Carlo Misilmeri che invece porta a casa un punto che tiene aperta la questione relativa al piazzamento playoff.
Secondo tempo di Accademia Trapani Camarat, semi del girone A di promozione siciliana, 2-1 dopo i primi 45, in mezzo alla doppietta di Bie per l'Accademia. Il gol di Vaccaro direttamente su punizione diretta. È stata fin qui una partita molto bella, con l'Accademia che ha avuto tante chance per fare il secondo gol, che poi è arrivato con un lancio dalla difesa per la testa di Imbie. Il pallone lentamente si è insaccato alle spalle di Francesco Schifano. Le andiamo a ripilogare le due formazioni. Accademia Trapani con il 4-3-3 di Alberto Amoroso, Mistretta in porta, Camareri, Giargiù, Marrone e Iannazzo in difesa. A centrocampo Bie, Secum e Agnello. In attacco il tridente composto da Cannavò, Nolfo e Castiglione. Camarat invece con il 3-4-3 di Francesco Fanara, Francesco Schifano in porta, Scrudato, Salvatore Schifano e Scrudato in difesa, centrocampo Serio, Muni, Muratore e Piraneo. In attacco Vaccaro, Marchica e Panepinto. L'arbitro della partita è Simon Pietro Lamalfa di Palermo, assistito da Giuseppe Corona e Luigi Ditta, entrambi di Marsala. Fallo su Bie, calcio di punizione per l'Accademia Trapani. Il primo gol di Bie è stato nel cuore dell'area di rigore avversaria, ha appoggiato in rete un pallone abbastanza facile che gli è capitato, mentre il secondo, come dicevamo, molto bello, assist chilometrico per il suo colpo di testa, un po' per caso in posizione d'attaccante Bie, che ha potuto battere il portiere del Camarat. Pallone buono questo qui all'indirizzo di Vaccaro, scontro quasi a 3 con Mistretta che si rialza. Lì c'era anche Iannazzo, tutto ok. Ricordiamo, la vincente di questa sfida affronterà la vincente di Purgatore San Vitolo Capo, che si sta giocando in contemporanea. Chi perde va a casa e può dire addio ai sogni promozione tramite playoff in eccellenza. Il cross provato da Cannavò, spinto in fallo laterale. Affidata a Iannazzo Cannavò, l'ultimo tocco è di Serio per Cannavò, vicino alla bandierina, cross in mezzo, Salvatore Schifano di testa all'indietro, pallone raccolto da Castiglione, pallone basso, calciato sul fondo. Clima qui a Trapani un po' ballerino, perché c'è stata pioggia, vento, adesso sole che picchia assai. Poi se andiamo a guardare il cielo è praticamente nuvoloso, quindi abbastanza contrastante. Nonostante ciò c'è una buonissima presenza di pubblico nella gradinata a cielo aperto del Roberto Serrentino. Si balla, si canta da entrambe le parti, con le tifoserie delle due squadre che si fanno sentire. C'è il settore giovanile dell'Accademia Trapani. Tocco con la mano, calcio di rigore conquistato da Vaccaro, il tocco da parte di Giargiù. Rigore Camarat, giallo per il difensore dell'Accademia Trapani.
E adesso c'è l'opportunità per fare 2-2 e riprenderla nuovamente. 2 ammoniti a testa, nell'Accademia è stato ammonito anche Bie, dall'altro lato Pennino e Marchica. È inutile dire chi calcerà nel Camerata questo calcio di rigore. C'è Vaccaro, ha segnato su punizione nel primo tempo. Vediamo un po'. Occhio perché Mistretta ne ha parati di rigori nell'arco della stagione. Parte Vaccaro, il 2-2 del Camerata. Salvatore Vaccaro, sempre lui, gol numero 22 in stagione. E l'abbraccio con la panchina. Il Camerata è ancora vivo. Chiede testa ai suoi, Vaccaro, ripresa. Però che bella partita a cui stiamo assistendo. Bel pomeriggio di calcio. Punizione per i trapanesi. Batte Secum, lancia per Castiglione, prova il cross, davanti a sé Daniele Pennino, rimessa laterale però da posizione pericolosa. Nel frattempo c'è tutta la panchina dell'Accademia Trapani che si è alzata a protestare per qualche irregolarità presunta. Cross in mezzo, arriva Cannavò, c'è il tiro di Bie. Oggi si sente troppo attaccante questo ragazzo. A sua volta troppo in agguato per la difesa del Camerata. Fallo su Vaccaro da parte di Agnello. Scrodato di prima serio, l'alzata di Moni, la prende Bie, Nolfo, lancio lunghissimo a cercare Castiglione dall'altro lato che insegue il pallone contro Pennino che lo spazza in gradinata. Adesso è finito nella strada parallela allo stadio. Giù Bie, tutto ok, insiste Pane Pinto, insiste il Camerata. Ha avuto questa fortuna la squadra di Fanara di trovare il calcio di rigore in apertura di ripresa. Entrambe le squadre vogliono la finale playoff. Fallo su Piraneo. Rimane un altro po' a terra Salvatore Piraneo. Si è rialzato nonostante tutto nel frattempo al limite dell'area. Cannavò a dialogo con Scrudato,
Arbitro che arriva adesso a controllare la situazione. C'è anche Salvatore Schifano. Si preannuncia un secondo tempo infuocato, bello da seguire. L'arbitro parla con Cannavò e Salvatore Schifano, si chiariscono i due assieme all'arbitro. Si può andare, invece no, perché c'è stata una spinta nei confronti di Iannazzo che è terminato a terra. Adesso si parla anche con il guardalinee. È andato Cammareri a chiedere un parere all'assistente dell'arbitro. Sembra aver ricevuto una gomitata in faccia Iannazzo. Rosso per un dirigente del Camarat dell'Accademia Trapani. Per proteste. Nulla in campo, si rimane 11 contro 11. Fanara dice i suoi, non facciamo falli. Vuole sfruttare al meglio questo calcio di punizione. Va Piraneo in mezzo, bel pallone sul secondo. Pennino, è arrivato lui per la rimonta del Camarat. Daniele Pennino, 3-2. Tutti ad abbracciare il classe 99 che si è fatto trovare pronto. Ha beffato Mistretta, Camarat avanti per la prima volta nel corso di questo pomeriggio. È arrivato benissimo il terzino. Pennino, la rete del Camarat. E adesso inizia una partita diversa per l'Accademia Trapani. Si gioca. Vaccaro, lungo da Marchica, scivolata di Zargiù. Ha rischiato un po', è stato ammonito. Serio. Vaccaro si gira, riesce a crossare, c'è però nessuno in area di rigore, spazza Cammareri, colpo di testa da parte di Muratore, ancora viva Pane, Pinto incrocia Mistretta in due tempi. Si fanno sentire i timpani in gradinata adesso. Cammareri sale l'Accademia, scivolata regolare da parte di Muni, è ancora viva per la squadra di Amoroso, calcio da fuori, da fuori. Tentativo che finisce sul fondo. Sembra esserci stata
qualche provocazione da parte di Vaccaro verso la panchina dell'Accademia, comunque qualcosa di non tranquillo. Fatto sta che il Camarate poco fa si è portato in vantaggio con la rete di Pennino, quarto gol stagionale, l'ultima partita in cui ha segnato alla 22esima giornata. In quel 4-1 contro l'Albalcamo fece doppietta. Adesso la partita, questa, diventa anche un filo nervosa. Cannavò non supera serio. Agnello di testa Secum, Agnello ripropone per Iannazzo, arriva Munì, pallone di Bie che gira tutto da Castiglione, c'è Piranio lì in zona a pressare, sale Camareri, ancora Castiglione si accentra, spara alto, vuole il pareggio il prima possibile dell'Accademia, ma serve maggiore precisione. Anche questa, così come quella di Indie in precedenza, è stata una conclusione troppo affrettata. Stacca proprio Bie, di testa Munì, Pane Pinto sotto la gradinata, riesce nel salvarla, ma c'è prima di tutti Marrone. Pallone uscito, la mantiene in campo Castiglione. Camareri di testa Pane Pinto, la prende Bie che l'alza nella zona di Cannavò, non evita del tutto Scrudato che resta l'impressione, poi ping pong fino ad arrivare a Francesco Schifano. Lancio lungo, la prende in stretta, occhio che il vento ce n'è un po' qui a Trapani, può fare brutti scherzi. Non è risultato determinante, ma si è fatto sentire in alcuni lanci nel corso dei primi 45 minuti. Cannavò, serio, cade Munì, non ce la fa neanche lui a prendere il giocatore dell'Accademia, pallone lasciato sul secondo palo, doppio rimpallo e entra questo pallone, Saul Castiglione fa 3-3, tutto in parità, nuovamente partita pazzissima al Sorrentino, ha pareggiato l'Accademia. Occhio, arriva Vaccaro, pugno, sembra essere così, situazione che ha interrotto la festa dell'Accademia al gol del 3-3 segnato da Castiglione. Rimane a terra Salvatore Vaccaro. Si pensa un po' ad esultare ma anche a controllare ciò che sta succedendo in mezzo al campo. Gol di Castiglione che mantiene una partita viva sin dal primissimo centesimo di secondo. Sentite un po'.
Canavaro cerca di chiarirsi anche con Amoroso. 3-3 poco fa, il gol di Castiglione, doppio rimpallo vincente per lui. E adesso la sensazione è questa qui: non basta segnare un gol, perché prima o poi ci può essere la risposta degli avversari. Lancio lungo, Cannavo di testa, è un passaggio per Marchica! 3-4, Marchica ha scartato al meglio il regalo dell'Accademia e Marchica riporta avanti il Camarat. Incredibile, l'Accademia l'aveva ripresa, Marchica ha approfittato dell'errore degli avversari e l'ha buttata dentro. 4-3. Primi cambi, pronto Youth nel Camarat. Esce Serio, cambio anche nell'Accademia Trapani. Esce Agnello, al suo posto Tempesta, fresco di convocazione in rappresentativa juniores della Lega Nazionale Dilettanti per il torneo delle regioni che si giocherà in Piemonte a fine mese. Cambio per parte dunque nell'Accademia, dentro Tempesta al posto di Agnello, dall'altro lato dentro Youth al posto di Serio. L'attaccante del Camarat, indicazioni precise da parte di Fanara. Rimessa Accademia, Camareri. A cercare Castiglione, scivola, fallo, secondo l'arbitro. Battuta subito il pallone in mezzo. Nolfo, poi il secum, la risposta della difesa. Chance per Nolfo, Muni a terra. Assistito Muni. Si gioca con il cross basso di Camareri, pallone per Iannazzo che si coordina, finisce fuori. Pallone lento, anche un po' prevedibile. Francesco Schifano a terra. Stessa situazione per altri due giocatori del Camarat. Il primo è Salvatore Schifano, che si è rialzato.
l'altro è Muni. Peppe, tieni la concentrazione alta. Fanara ha chiesto a Marchica di tenere la concentrazione alta per mantenere questo vantaggio. Prova le mosse dalla panchina, Amoroso pronto ad entrare Samana. Punizione di Salvatore Schifano a cercare Youp, doppio rimpallo assieme a Giorgio. Rimessa concessa all'Accademia Trapani. Pallone che scorre, non la prende nessuno. Nolfo l'alza a cercare Cannavò che si scontra con Marchica. C'è posizione di fuori gioco, non ci crede per nulla Cannavò. Pronti i cambi, uno per parte. C'è Samana per l'Accademia Trapani. C'è Federico per il Camarat, classe 2007. Eschenbie, doppietta oggi, si può ritenere soddisfatto a livello personale. Non ce la fa Muni. Esce, dunque entra al suo posto Federico. Punizione Camarat, scrodato, pallone lunghissimo a cercare Vaccaro, finisce fuori. Spray all'interno coscia per Muni, all'interno della panchina del Camarat. Tempesta, gira dietro da Marrone. Cammareri non può ricevere perché il passaggio di Marrone è negativo per il compagno. Segnali di appannamento per l'Accademia. Cammareri di prima, Castiglione, Tempesta, scivola Cannavò, la prende scrodato che la rispedisce nella zona di Youp, gira subito da Caro, si gira, prova a controllarla, c'è Iannazzo, riesce il passaggio per Shaman ad esterno, non la prende scrodato, si gira Nolfo, meno, prova a farlo Cannavò, sale Cannavò in area di rigore, se l'era allungata troppo la chiusura di Pennino, regolarissimo. Iannazzo, Secum, cross passo, libera scrodato, da dietro Marrone, lancio verso Tempesta che si va a scontrare con Marchica. Youp prova ad agganciarla, il pallone arriva nella zona di Cammareri, cross di Castiglione, secondo palo, colpo di testa di Marchica in angolo, c'era Samana pronto a staccare, è stato anticipato il nuovo entrato in casa Accademia. Angolo, sempre Secum, parte Secum, pallone sul fondo con Giorgio che si è scontrato con Pennino, nulla di irregolare. Normalmente rimessa dal fondo.
batte Salvatore Schifano. Aspetta Baccano. In linea, Cosimo. Cercato Panepinto, la raccoglie Mistretta. Marchica dietro. Cannavò controlla contro Muratore, c'è il fallo secondo l'arbitro. Ma che fallo è che gli toglie la palla? Sulla palla. Ultimo quarto d'ora, l'Accademia ci prova. In caso di eventuale parità si va ai supplementari, in caso di ulteriore parità non si va ai calci di rigore, ma a passare sarebbe l'Accademia, perché si è piazzata sopra il Camarat. C'è come pallone dentro, scorre, colpo di testa non verso la porta, ci prova Cannavola, mette un tocco con la mano avversario. C'è però fallo in attacco da parte della stessa Accademia. Cosimo! No, aspetta! Iniziamo! Andiamo, sali! Salvatore Schifano, pallone lunghissimo, ripropone Muratore nella zona di Panepinto, non ci può arrivare. Andiamo là! È laterale, andiamo là! È laterale! Non lo fare giocare, Cosimo! Tempesta, attaccato da dietro da Federico. Ma che sei bravo, sto fallo, bene! Non è piaciuto per niente a Fanara. Dolfo, pallone proposto, batti ribatti, pallone rapido in gestione al Camarat. Baccaro cerca la profondità, spazza Giorgio, colpo di testa di Nolfo, risponde scrudato, pallone basso di Giannazzo, Secum, colpo con la mano di Baccaro. Dopo il pallone morbido calciato da Secum. Tanto sugli ombrelli, perché è iniziato a piovigginare e quindi il pubblico in gradinata si copre. Salvatore Schifano libera Tempesta, lotta il Camarat con Ayuf, Panepinto a cercare Ayuf, prima di tutti Marrone. Siamo davanti alla difesa, ancora c'è la vita! Ayuf la alza, arriva però tutto a Mistretta. Lancio profondo, Marchica, Secum prima di Baccaro, scrudato, tocco di Secum, Saman gira tutto, il vento non aiuta Cammarelli che però la riesce a colpire di testa e la mantiene in campo. Si va leggeri da Marrone. Tanto c'è anche l'arcobaleno di impreziosire la cornice del Sorrentino. Secum di testa, non per Cammareri, lancio profondo, si cerca Baccaro, calcia al volo sul fondo.
pioggia più vento. Si fa complicata la situazione. Marchica gira tutto, colpo di testa all'indietro di Marrone, c'è pane pinto, l'ultimo tocco sempre dal difensore dell'Accademia. Calcio d'angolo Camarat. Chiamato lo schema da Piranio, pallone dentro, colpo di testa, rischia tanto l'autogol la squadra di Amoroso. Nuovo angolo. Sempre Piranio. Pallone in mezzo, stacca Marchica, troppo alto. Meno di 10 alla fine. Camarat è sempre avanti 4-3. Occhio a Bennino che è ammonito. Secum batte morbida questa punizione. Piranio spazza fuori, ma c'è stato fallo. Guardato. Previste dall'assistente arbitrale. C'è la munizione per Camareri. Occhio perché era diffidato il capitano dell'Accademia Trapani, salterebbe l'eventuale finale playoff e questa per la squadra di Amoroso non è una buona notizia. Nuovo cambio per l'Accademia Trapani, c'è Nieto. Yuf in mezzo a tanti uomini, pallone fuori. Tra poco l'ingresso di Nieto con l'Accademia che passerà davanti con 4 attaccanti, quindi con la difesa a 3. Altro fallo. Esce Marrone. Dentro Fabian Nieto. La battuta di Secum, pallone che scorre, colpo di testa di Castiglione sulla traversa. Incredibile. Accademia a un passo dal 4 pari.
con Saul Castiglione. Pallone che è rimbalzato, il colpo dell'esterno d'attacco sulla traversa, un passo dalla doppietta. La battuta del calcio d'angolo, Cannavò in centro alla porta. Salta Ibra, salta Ibra. Ci prova l'Accademia Trapani con il nuovo entrato Nieto. Iannazzo fallo subito da Nieto, o cambio in vista per l'Accademia. Nel frattempo Iannazzo ha cercato di metterla in mezzo in scivolata, non ci è riuscito. C'è pronto Francesco Barraco. A subentrare a qualcuno, ancora però non è il momento. Ultimi 3 più recupero. Giorgio si prende la rimessa. Camareri tempestà a inseguire, ma c'è anche il Camarat. Nieto dall'altro lato, colpo di testa di Camareri, fallo. Non accenna alla protesta Camareri. Rischiando eventualmente il cartellino rosso, e non è proprio il momento giusto per l'Accademia. Cambio nell'Accademia, è uscito Castiglione, dentro Francesco Barraco. Quarto cambio per Amoroso. La battuta della punizione per il Camarat, pallone verso Vaccaro. Mistretta. Cecum. Cannavò. L'attacco di Muratore. Pane Pinto libera il più lontano possibile. All'Accademia basta un gol per andare agli eventuali supplementari, per poi soffrire e mantenere quel pareggio che ugualmente costerebbe l'accesso alla finale playoff. Anticipato a Nieto, occhio al Camarat, pallone per Yuf, davanti Mistretta, Yuf, esce Mistretta, la presa del portiere dell'Accademia. Occhio all'Accademia che scambia rapidamente, pallone che ritorna in fascia da Cannavò, c'è il tiro da parte di Samanna, c'è il salvataggio miracoloso di Francesco Schifano, aiutato probabilmente anche dal palo. Altra grossa chance per l'Accademia Trapani, incredibile, calcio d'angolo, Secum dentro, pallone che scorre ed entra, 4-4, il gol dell'Accademia Trapani, tutti ad esultare con il gol segnato da Secum.
si abbraccia anche Nieto. 4-4 al 90esimo. In Ischia. Gol di Secum. 4 pari. Partita folle. Sorrentino in estasi. L'Accademia, dopo aver sfiorato 2 volte questo pareggio, alla fine è arrivato. E allora occhio, che non è finita qui. Gol di Secum. Da non dimenticare anche la traversa colpita da Castiglione. Si perde tempo a far arrivare il pallone a bordo campo, soprattutto in mezzo al campo. Eccolo qui. Scrodato, doppia giocata, si prende la punizione. Punizione Cabaret. Piraneo, lunghissimo, c'è la sponda, Vaccaro, colpo di petto e il tiro alto. Aveva fatto tutto bene, ma allo stesso tempo era complicato gestirla. Stretta lungo, Cannavo è scrodato a duello, finisce fuori. Iannazzo, sponda di Nieto, scambio con Nolfo, scrodato a rilanciare, la prende di testa Tempesta. Scusando un po' il gioco di parole, Piraneo verso l'esterno ad inseguire Pane Pinto. C'è il tocco fuori da parte di Siamanna. Nel frattempo, sotto la gradinata, qualcuno tra i tifosi aveva raccolto quel pallone, istituito agli steward. Cosa potrebbe essere ammissibile in Serie A, però in promozione ogni pallone è prezioso. Fallo, un altro fischiato dall'arbitro su Piraneo, quinto di recupero. Il Camarate sogna il gol in extremis. Mega scontro al limite dell'area e fallo in attacco. Pronto l'ultimo cambio per l'Accademia Trapani, è pronto ad entrare Francesco Graziano al ritorno dopo più di 3 mesi.
Il rilancio di Mistretta, Canavo la prende, la mantiene in campo, ostacolato un po' da Marchica, Canavo fino in fondo. La vuole salvare, non la vuole mettere dentro, vuole conservare il pareggio. L'attaccante dell'Accademia alla fine perde il possesso, ne approfitta Scrudato, c'è un po' di spazio, ovviamente la stanchezza si fa sentire, tempesta il tocco anche di Federico, si lotta lì in mezzo, ne approfitta Muratore. Muratore sale, palla al piede, si Vaccaro largo, Muratore cerca il secondo palo, voleva prendersi la scena con lo spazio conquistato, difficile. Finisce qui, si va ai supplementari 4-4 tra Accademia Trapani e Camarat. Che folle ripresa, guardate lo sguardo di Marchica che non ci vuole credere. Ha segnato lui il gol del 3-4, ma poi c'è stato il pareggio di Secum all'interno del tempo di recupero. Accademia Trapani 2 volte in vantaggio nel primo tempo con Bie, doppietta personale in mezzo, la punizione di Vaccaro, ripresa che è iniziata con il calcio di rigore trasformato da Vaccaro. Pennino fa 2-3, pareggia Castiglione, Marchica fa 3-4, Castiglione poi prende una traversa sfiorando la doppietta, il pareggio di Secum per il 4-4 all'interno dei 90 minuti regolamentari. Adesso tempi supplementari, 2 tempi da 15 minuti ciascuno. In caso di ulteriore parità è l'Accademia a passare nella finale playoff in virtù del miglior piazzamento all'interno della regular season. Noi ci prendiamo una pausa, ritorniamo sempre qui in diretta al Sorrentino per vivere altri 30 minuti di grande calcio.
Di nuovo in diretta dal Roberto Sorrentino, tempi supplementari di Accademia Trapani Camarat 4-4 in questa semifinale playoff del girone A di promozione siciliana. Avete visto il cambio dell'Accademia Trapani, è uscito Francesco Varraco che nel secondo tempo regolamentare era entrato dalla panchina, ha lasciato spazio a Francesco Graziano, tornato in campo a calcare i campi dopo più di 3 mesi. Intanto qui giocatona da parte di Camareri, Graziano tornato dopo una lesione alla spalla che l'ha tenuto fermo per un bel po' di tempo. Camareri al cross, si cerca Nolfo, Scrudato, la prende anche Francesco Schifano. 2 tempi da 15 minuti, questi tempi supplementari in caso di ulteriore parità non si andrebbe ai calci di rigore, perché passerebbe l'Accademia Trapani in virtù del miglior piazzamento all'interno della regular season. E pensare che Accademia Trapani e Camarat hanno finito la stagione entrambi a 47 punti, con il Camarat inizialmente su in classifica, poi l'Accademia Trapani ha riottenuto 3 punti che aveva perso a tavolino contro l'Iccarense per una segnalazione sui cambi riguardanti i ragazzi juniores. Alla fine questa gestione è stata corretta, 3 punti riottenuti, l'Accademia che ha terminato al terzo posto. Camarat che quindi inizialmente si aspettava la semifinale in casa, non è stato più così. Calcio di punizione per la squadra di Fanara, sempre Piraneo a battere, non la prende nessuno, a levar via l'Accademia con tempesta. Scrudato, scontro, fallo, secondo l'arbitro, punizione Camarat. Non si va con la battuta veloce. Ma cosa è barzelletta? Ma cosa è una barzelletta? Ma veramente? Ma come state combinando, ragazzi? La terna, ma che state combinando, ragazzi? Una barzelletta. Per aspettare sempre Piraneo, pallone al centro a cercare Salvatore Schifano, scontro a 3, fallo in attacco. Ma che state combinando tutte e tre, ragazzi? Ma che state combinando, ragazzi? Incredibile. Solo batte la punizione della partita. Fallo proprio su Graziano. Il rinvio di Mistretta, colpo di testa di Salvatore Schifano, arriva Samanà,
uno dei subentrati nel corso del secondo tempo. Gli altri sono stati Tempesta, Francesco Barraco e Nieto, e poi Graziano che ha preso il posto proprio di Francesco Barraco. Tutto ok su questo pallone, copertura proprio di Graziano, Panepinto la mantiene in campo ma è stato fischiato fallo. C'era riuscito Panepinto. Cannavò, la pressione di Federico è rimessa per il Camerata, invece ha fatto entrare appunto Federico, classe 2007, e poi Uf. Occhio all'uscita di Francesco Schifano, stava andando Cannavò ad attaccare. Pallone recuperato da Muratore, può andare all'Accademia con il pallone girato dall'altro lato. Cannavò, abbastanza spazio, tanti si inseriscono in area, pallone basso, mette fuori Pennino in calcio d'angolo, perché realizzò il gol del 2-3, il primo vantaggio del Camerata in questo pomeriggio. Il gol di Castiglione, nuovo vantaggio Camerata con Marchica. A 90esimo inoltrato il 4-4 di Najib Sekoum, classe 81. E sulla battuta dell'angolo, colpo di testa da parte di Savana che poi ci prova troppo. Bordocampo qui giù, c'è tanta tensione. Nessuno vuole perdere questo pomeriggio. Partita molto equilibrata, anche se l'Accademia ha avuto qualche occasione in più. Occhio però il pallone di Marchica, fuori gioco. Pescato in fuori gioco Marchica. Scelta comunque difensivista quella di Amoroso per quanto riguarda l'ingresso di Graziano al posto di Francesco Barraco, anche se rimangono sempre 4 gli attaccanti davanti, se vogliamo includere anche Samannà, lui assieme a Nolfo, Cannavò e Nieto. Muratore vuole calciare da fuori, lo va a bloccare Graziano, Sekoum spazza, Cannavò è bloccato da Salvatore Schifano, non può andare. Oltretutto la stanchezza si fa sentire come, dato che le squadre stanno giocando da quasi 100 minuti. Federico sbaglia il passaggio, infatti Pennino non è stato molto contento. Dietro di lui Francesco Schifano rischia a mantenere il pallone dentro nel campo. Altra punizione guadagnata dal Camerata. Piraneo
sbaglia. Qui Pennino, fallo. Su Nieto. Secum. Batte lui. Sobrero da parte di Nieto che si inserisce. Si fallo al limite di scrudato. Non è calcio di rigore. Alla fine l'arbitro ha fischiato simulazione. Sarà punizione Camarat. Rimane giù Fabio Agneto. Assistenza in campo, c'è il giallo per Nieto. Si aggiunge il giocatore dell'Accademia alla lista degli ammoniti. Salvatore Schifano alla battuta della punizione. Finisce fuori. La rimessa laterale di testa Nolfo chiude Scrodato. Vuole continuare così l'Accademia Trapani. Al Camarat serve necessariamente la vittoria. Intanto vi possiamo dire chi sarà la prima finalista playoff in questo girone A di promozione siciliana, il San Vitolo Capo, che ha vinto a Fulgatore 2-1. Gara che si è giocata in contemporanea questo pomeriggio. Si va giù, tutto ok, fallo in attacco. Tante grida da parte di Amoroso ai suoi. In particolare a Nieto. Non si è giocato abbastanza in questo primo supplementare. Secum ci ha Scrudato, molto presente ad intercettare tutti i palloni proposti dall'Accademia. Il recupero di Tempesta verso l'interno. Secum gira tutto, cerca Cannavò dall'altro lato. Scrudato capisce tutto in anticipo.
e non forza la corsa. Pennino rischia, Secum risponde giusto per allontanare il pallone. 45 secondi al termine del primo tempo supplementare. Si gioca poco a pallone. Rinvio strano di Francesco Schifano, la riprende tempesta, vuole evitare Pennino, non lo salta, Pennino spazza, pallone in mezzo a Cammareri e Secum si continua nonostante il giocatore a terra. C'è un minuto di recupero. Graziano sbaglia il destinatario, ha trovato Federico, adesso Iannazio, Cannavò, corre anche Samanà, se la porta un po' con il destro, un po' con il sinistro, a tal punto di perderla, e lì c'è stato scrodato il recupero di Secum. Nieto la mette giù, scrodato ancora, Federico, gamba un po' tesa assieme a Nieto, rimessa laterale
Si sono giocati i playoff degli altri gironi. Avevo detto della vittoria del San Vitolo Capo 2-1 a Fulgatore. Supplementari anche a Lascari, tra Lascari Cefalù e Super Giovane Castelbuono, 0-0. È finita così. Partita che si sta ancora giocando. Siamo nel finale dei supplementari. Lì la vincente affronterà l'Aspra, che ha terminato con un grande vantaggio al secondo posto del girone B. Nel frattempo qui è partito il secondo tempo supplementare. Ci stiamo facendo un giro della Sicilia per capire la situazione negli altri gironi. Nel girone C il Belpasso ha battuto l'ACI Sant'Antonio 1-0, mentre c'è il colpo del Catania San Pio X in casa della RSC Riposto 2-0. Marchica in fuorigioco, quindi la finale playoff nel girone C sarà Belpasso San Pio X. Per quanto riguarda invece il play-out, vittoria della Nuova Azzurra in casa del Calatabiano 4-3. Calatabiano quindi in prima categoria, Nuova Azzurra che si salva. Mentre per quanto riguarda il girone D, supplementari in corso anche a Gela al Presti, la sfida tra Gela e Vittoria 1-1. La vincente affronterà l'Atletico 1994 in finale. Per quanto riguarda il play-out invece del girone D, c'è stata la vittoria del Canicattini contro il Mister Bianco per 1-0. Mister Bianco dunque che scivola anch'esso in prima categoria. Invece una situazione che riguarda più da vicino Accademia Trapani e Camarat è la sfida play-out tra Casteltermini e Petrosino, finita 3-0 per il Casteltermini. Casteltermini salvo, opera imperiosa di Giovanni Comito in panchina. Petrosino che torna dopo appena un anno in prima categoria. Per completezza, nel girone B ieri si è giocato il play-out con la vittoria del Villarosa 2-1 sulla città di Casteldaccia. Camareri rischia con il colpo di testa all'indietro, pallone dentro di Pane Pinto a cercare Youth. Ha recuperato palla l'Accademia. Canavano passa sempre scrudato, fondamentale in questi tempi supplementari per il Camarat, ma ovviamente non basta. Fischio dell'arbitro abbastanza contestato dall'Accademia Trapani. Cambio per Fanara. Esce Salvatore Schifano. Dentro Babba. Mossa in attacco per Fanara.
Adesso Scrodato, lancio profondo da Pane Pinto, non ce la fa. Rinvio molto buono di Mistretta, non c'è nulla secondo l'arbitro, si continua. Scrodato, sponda, attacco di Vaccaro, pallone spedito fuori, raccolto da Catanzaro, secondo portiere del Camerata, che ha il cronometro in mano a tenere il tempo. Marchica, cross, c'è calcio d'angolo perché in traiettoria c'è stata la respinta di Francesco Samanà. Lo vedete Catanzaro col cronometro, così a fare da vice a Fanara. Nel frattempo però c'è stato il giocatore dell'Accademia Terra, si può andare con la battuta dell'angolo, va Piraneo in mezzo, colpo di testa a rischiare di Camareri. Federico si va a scontrare con tempesta, cartellino giallo per Vaccaro. Minuti ancora, dai! 10 minuti, dice Fanara ai suoi. Fanara che tra l'altro ha ancora una mossa tenuta nascosta, quella dei cambi. Ne ha effettuati 3 su 5, avanti l'Accademia, c'è il piazzato sul fondo voluto dalla tempesta. Scrodato, Marchica, l'attacco di Samanà. Pennino profondo verso Pane Pinto che sente qualcosa e va giù. Trovato poco oggi Cosimo Pane Pinto, c'è cambio infatti. Ancora a disposizione ci sono Nicolas Schifano, Lo Sardo e Cancemi nel Camerata. Entra Fanara al posto di Pane Pinto, l'allenatore e il giocatore vuole provare a dare una mano anche lui. Applaudito Pane Pinto sotto la gradinata, dentro Francesco Fanara. Adesso Catanzaro può fare tranquillamente l'allenatore. Ultimi 6 minuti, si gioca veramente poco. Il Camerata vorrebbe attaccare. L'Accademia sta tenendo i denti stretti.
Il rinvio di Mistretta su Scrudato, non la prende benissimo. Si prende tutto il tempo a disposizione Iannazzo. Ancora Iannazzo, ultimi 5. Nessun fallo di Nolfo. Serie di colpi di testa con Sekum. Iannazzo spazza via nella zona di Cannavò. Aggancio giù. Cannavò protegge, mani anche sull'avversario. Tempesta si accentra, calcia da fuori. Ha sfiorato un grandissimo gol Tempesta. Scrudato stavolta rischia, c'è Nieto. Lo mette fuori. Un brivido e mezzo per il Camerat. Ancora Iannazzo, ancora Nolfo. Protegge, vuole superare Marchica. Il pallone non è uscito, Nolfo poi lo mette fuori. Marchica, Muratore. Pennino cambia tutto, trova Cammareri. Lancio profondo. Francesco Schifano se la chiama. Pallone che rimbalza, sempre pericoloso. C'è Graziano, lo fa scorrere fuori. Entrambe le squadre vorrebbero il fischio finale. Il Camerat con un gol in più, però, che in queste condizioni sta risultando difficile da conquistare. Punizione Camerat, Piraneo, tutti nella metà campo dell'Accademia Trapani. Il pallone viaggia, lo prende di testa Giargiù e anche Samanà con il plus del calcio di punizione. Fanara parla con l'arbitro. La punizione affidata a Mistretta. Pallone arriva nella zona di Cannavò contro Pennino, che ce la fa a servire dietro Francesco Schifano. Cannavò rimane a terra, Giargiù di testa. Colpo subito da Nieto sul cerchio di centrocampo. Pallone che capita quasi a Marchica e rimessa a Camerat. Tutta la panchina dell'Accademia che si alza. Sekum mette fuori. Calcio d'angolo per il Camerat. Forse sale anche Francesco Schifano, no?
Pallone in mezzo, secondo palo e semistretta con il pugno da allontanare. Muratore, tiro respinto da Tempesta. Camarat in avanti, ultimi 30 secondi. Vedremo se ci sarà qualcosa da recuperare. Intanto il secondo pallone in campo, spazzato subito, Scrudato stava tirando al volo da fuori, ma Sekum lo ha bloccato. Attenzione a spazio l'Accademia, Tempesta, sale anche Nieto, 2 contro 4, pallone verso Nieto, libera tutto Federico, pallone fuori. Sono 2 i minuti di recupero. Due giocatori dell'Accademia a terra per crampi. Ciccio! Ciccio! Camarat vorrebbe giustizia sul tempo perso. Si rialza Iannazzo. Tempesta anche giù, viene invitato a rialzarsi, praticamente non c'è stato del tempo di recupero effettivamente giocato. Si riparte con la rimessa laterale per l'Accademia Trapani. Samanà, Nieto, Samanà fino in fondo, rientra Samanà, serve in mezzo, doppio rimpallo Francesco Schifano in calcio d'angolo. Il pallone alla fine è andato avanti con la salita in fascia di Fabian Nieto. Ha detto no Francesco Schifano, anche con un buon riflesso. Adesso i minuti di recupero sono finiti. Mister 112! Mister! L'Accademia aspetta il fischio finale, pallone levato via, fischio illusorio per la gradinata e cambio rimessa. Scrudato, batte lui, si riparte da Francesco Schifano, costretto a gestirla con la testa e poi con il piede. Deve salire adesso il Camarat, ma molta difficoltà. Pallone recuperato da Tempesta, evita un avversario, ancora Tempesta, si accentra, non può calciare, ferma tutto Scrudato, pallone in avanti, girato in fascia, Muratore ce la fa a salvarlo davanti a lui Sekum. Ancora Muratore insiste, spazza Camareri. Tutti dicono è finita, e punizione Camarat. La battuta affidata a Piraneo. Pallone fitto, anche se tutti sono a parlare con l'arbitro. Pallone dentro, c'è anche Francesco Schifano, pallone fuori, è finita! L'Accademia Trapani va in finale playoff del girone A di promozione siciliana dopo 120 minuti, 4-4 contro il Camarat, ma in virtù del miglior piazzamento in regular season accede alla finale playoff. È scattata purtroppo una rissa con un giocatore dell'Accademia Trapani che viene allontanato, Jargiu. C'è Nieto, protagonista. Nel frattempo
c'è chi esulta per l'accesso alla finale playoff contro il San Vitolo Capo, che ha battuto il Fulgatore in trasferta. Accademia Trapani che continua a sognare questo salto in eccellenza soltanto alla seconda stagione con la prima squadra. Accademia che va a festeggiare sotto la gradinata dei propri tifosi, e pensate che l'Accademia questo playoff, questa semifinale playoff, la doveva giocare in trasferta a Camarata. Poi la società trapanese ha vinto il ricorso per riottenere i 3 punti persi a tavolino contro l'Iccarense. Alla fine quella gestione dei cambi riguardo l'utilizzo dei giocatori juniores è stata corretta. 3 punti di nuovo in tasca, perché sul campo l'Accademia aveva vinto 2-1 e quindi l'Accademia scavalca il Camarat praticamente a campionato finito. 47 punti entrambe, semifinale playoff, parità anche in campo, questa terza sfida stagionale. 4-4, folle, pazzo, e il trionfo per il miglior piazzamento. Probabilmente un pomeriggio da ricordare per questa gente che ha speso 3 ore della propria domenica pomeriggio ad assistere all'impresa di questa squadra. Purtroppo gli accenni di rissa continuano a persistere, che vanno a macchiare una festa tale per un fatto sportivo, un obiettivo sportivo raggiunto. Il Camarat spegne i propri sogni per quanto riguarda il proprio ritorno in eccellenza. Sono arrivati i tifosi da Camarata a supportare la squadra di Fanara, allenatore e giocatore che nei supplementari ha dato il proprio contributo. Non sono arrivate occasioni da gol. L'Accademia Trapani ha stretto i denti, ha conquistato il pareggio che vale finale playoff contro il San Vitolo Capo tra 2 settimane, domenica 30 aprile, sempre alle ore 16. La vincente di quella sfida andrà ad affrontare la vincente dei playoff del girone B. Tanta festa al Roberto Sorrentino, il gol di Imbie a sbloccare la gara, il pareggio su punizione diretta di Vaccaro, bomber della regular season nel girone A di campionato. 2-1 di Imbie, doppietta personale. Nella ripresa Vaccaro trasforma un rigore, Pennino fa 2-3. A quel punto è il Camarat a passare in vantaggio per la prima volta nel corso del pomeriggio. 3-3 di Castiglione, immediato 3-4 di Marchica. Castiglione poi prende una traversa, Secum la pareggia, fa 4-4 al 90esimo. Tutto ai supplementari, con l'Accademia che ha sofferto nei 2 tempi da 15 ciascuno e ha portato a casa il passaggio nella finale playoff del girone A di promozione siciliana. Si continua a festeggiare un sogno che continua. Camarat, che dopo aver perso quella finale playout contro la Super Giovane Castelbuono l'anno scorso, retrocedette in prima categoria. Il ripescaggio, un campionato disputato ad alti livelli, raggiungendo anche la vetta della classifica, contesa con Fulgatore
per larghi tratti. Alla fine la spuntata alla Folgore Castelvetrano, l'accesso ai playoff, questa sconfitta arrivata dopo i supplementari, sconfitta per dire, un 4-4 che fa male, soprattutto dopo aver perso quella posizione in classifica a pari punti con la stessa Accademia Trapani. Beffa grande. Chissà che futuro sarà per questa stagione. Sarà Accademia Trapani San Vitolo Capo domenica 30 aprile. Noi vi diamo appuntamento alle prossime dirette sempre qui sul canale YouTube di Sportisili. E tutto, veramente tutto, al termine di questo folle pomeriggio. Grazie dell'attenzione, ciao da Salvo Geraci.